Il francese lo capisce bene, quando si è sentito urlare contro "Je te garotte", "ti strangolo" e prima "ti taglio la gola", ha subito inteso che le intenzioni del cliente seduto ad un tavolino del suo bar non erano affatto buone. Sono stati momenti ad alta tensione quelli vissuti nella centralissima via Roma a Padova, dove sabato sera verso le 8 il responsabile del caffè Quinto è stato minacciato di morte e aggredito. Aveva appena negato una birra a quel cliente, un quarantenne tunisino che era arrivato nel locale già evidentemente ubriaco. Gli ho spiegato che non serviamo alcolici a chi è alterato, ci ha raccontato a microfoni spenti Andrea, preoccupato per eventuali ritorsioni. Il tunisino prima lo ha minacciato di morte, poi ha scaraventato il tavolino del bar e lo ha colpito con un pugno. Fortunatamente un altro dipendente è intervenuto e lo straniero ha inforcato il monopattino e ha cercato di dileguarsi. I carabinieri arrivati sul posto l'hanno bloccato poco lontano, in via dei Fabbri. Era la prima volta che veniva fermato dai carabinieri e che si faceva vedere in quella zona del centro storico. Una zona che però, conclude Andrea, non è così tranquilla, visto che spesso ragazzini, anche giovanissimi, ci insultano se non serviamo loro da bere, conclude.